Ma l'Arcella è uno dei quartieri più sensibili a determinate problematiche ed è anche vero che sull'Arcella siamo concentrati di più rispetto che altri quartieri della nostra città. C'è il più alto numero di residenti stranieri, la più alta concentrazione di negozi gestiti da extracomunitari e ci sono anche dei problemi, soprattutto nella prima Arcella, legati allo spaccio di droga o altri fenomeni di degrado. Siamo lì tutti i giorni per dare delle risposte a dei cittadini che si lamentano giustamente. E non credo che sarà possibile intensificare i servizi perché sono già molto forti e siamo concentrati tutti i giorni con pattuglie da 5-6 persone insieme anche al cane. Ringrazio i cittadini e chiedo a loro di segnalare tutte le situazioni che ritengono pericolose alla centrale operativa, perché poi sarà loro preoccupazione andare a fondo e capire se ci sono degli strumenti per eliminare queste situazioni. Io li voglio rassicurare dicendo loro che il quartiere Arcella è il quartiere dove la Polizia Municipale insieme alle altre forze di polizia ha deciso di concentrarsi. Ecco, molti dicono è pericolosissimo, abbiamo paura a portare fuori i nostri figli, abbiamo anche paura ad uscire dopo le 9 di sera. È più una percezione perché poi in realtà grandi, per fortuna, episodi significativi non capitano. Bisogna lavorare anche sulla percezione, bisogna lavorare sul fatto che i cittadini si sentano sicuri quando escono alla sera, in modo che vivendo di più il quartiere allontanano anche presenze che possono incutere timore o creare anche situazioni di pericolo.